Conferiamo a Giorgio Parisi il dottorato di ricerca d'onore in Physics, in convenzione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e gli rilasciamo il presente diploma a tutti gli effetti di legge. Padova, 30 gennaio 2023. Ora potrò inserire nel mio curriculum vitae la data del mio dottorato, scherza Giorgio Parisi, il professore premio Nobel nel 2021. Per la fisica ha ricevuto il dottorato ad honorem all'Università di Padova, nell'aula in cui insegnò anche uno dei padri della scienza moderna, Galileo Galilei, il riconoscimento per i suoi meriti scientifici straordinari. Parisi, noto per i suoi studi di fisica quantistica dei campi, rivolge il suo messaggio agli studenti che incontrerà per una lezione speciale. Io in generale agli studenti, se mi chiedono un consiglio, è essenzialmente di seguire il proprio demone, come si diceva una volta, di seguire le migliori capacità, capire uno che cosa è portato a fare e cosa che non è affatto facile, perché a volte certe cose uno non le fa per timidezza, perché ha paura di sbagliare, e poi cercare di lanciarsi nel fare le cose che uno è più capace di fare. Nel 1982, quando venne introdotto il dottorato di ricerca come massimo titolo di studi, Parisi era già professore ordinario, da qui la decisione dell'Ateneo Patavino di conferire il dottorato ad honorem al premio Nobel come evento conclusivo delle celebrazioni per gli 800 anni dell'Università di Padova. Prima della sua Lectio Magistralis, Parisi ha parlato della ricerca e dell'importanza che vengano stanziati fondi dal governo per il suo sostegno. Con il contributo del governo italiano alla ricerca scientifica pubblica è un 20% inferiore di quello della Francia. Quello che sarebbe fondamentale è fare un piano per cui possiamo avvicinarci essenzialmente al livello francese che è un pochettino sotto forse la media europea, però è fondamentale l'aumento degli investimenti della ricerca pubblica in Italia.